Negativi gli esami per verificare la presenza del batterio sui campioni di salame di cervo e il ministro dell'agricoltura Luca Zaia ha fatto preparare un'enorme insalata di cetrioli per esorcizzare la psicosi. Siamo vicini a chi oggi sta perdendo circa 600.000 euro al giorno. Quando c'è la psicosi la gente si rifiuta di consumare. È stata data tutta la colpa al cetriolo, ma il cetriolo non c'entra niente. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La politica con il PDL che discute di leadership primarie e l'opposizione guarda ai referendum del 12 e 13 giugno. È un popolo della libertà in fermento quello che esce dai ballottaggi. L'ex ministro Scajola propone di cambiare nome, di azzerare tutto e di cercare un riavvicinamento con l'Udc di Casini. Il popolo della libertà va rinnovato e non smontato, commenta Cicchitto. Per Osvaldo Napoli è necessario imboccare il più velocemente possibile la via delle primarie. Ipotesi questa che piace al ministro Frattini, al governatore della Lombardia Formigoni, al segretario designato del PDL Alfano, che tuttavia ricorda è necessario fissare delle regole e comunque nel 2013 a ricandidarsi sarà Berlusconi. L'opposizione plaude alla scelta del Popolo della Libertà di provare la strada delle primarie. È una svolta, dice Vendola, che capovolge la politica oligarchica. Il Partito Democratico guarda intanto al referendum. Votando sì, dicono dalla segreteria di Bersani, il governo sarà ancora più debole. La decisione di Palazzo Chigi di ricorrere alla consulta per cercare di bloccare il quesito sul nucleare solleva però polemiche e un controricorso proprio del PD. La Corte Costituzionale si esprimerà il prossimo martedì. Ma come si schierano gli altri partiti a fronte della libertà di coscienza lasciata dal PDL? Si attendono indicazioni da parte della Lega. L'Udc con Casini invita ad andare a votare no ai quesiti sull'acqua, sì all'abrogazione del legittimo impedimento, libertà sul nucleare, sì ai referendum da Di Pietro.